29 anni fa Giovanni Paolo II pronunciava da Piana San Gregorio ed Agrigento, ai piedi della Valle dei Templi, il celebre discorso di condanna della mafia e di invito alla conversione ai mafiosi. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Il fatto fu di straordinaria importanza non solo per la Chiesa agrigentina, ma anche per tutta la società italiana, cristiana e laica, soprattutto se inquadrato nel contesto storico del tempo. Qualche mese prima erano stati uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel settembre di quello stesso anno veniva ucciso a Brancaccio padre Pino Puglisi. Ricordando quella giornata nella città dei Templi, Monsignor Carmelo Ferraro, allora arcivescovo di Agrigento che accolse Giovanni Paolo II, disse: «Le parole del Papa furono profetiche, non ha maledetto i mafiosi, ma li ha invitati a un incontro con Cristo». E non a caso il 9 maggio è stata la data scelta per la beatificazione del giudice Rosario Livatino, vittima di mafia, ucciso proprio in quei luoghi da cui Giovanni Paolo II pronunciò il famoso anatema. Nel tempo numerose iniziative hanno celebrato quello storico momento di 29 anni fa. È stata anche eretta una croce in ferro nel luogo esatto in cui parlò il Papa.